L'ottavo è stato smantellato sul nascere nel corso dell'operazione Nuova Cupola del giugno 2012. Era quello di Palma di Montechiaro che i ribisi intendevano ricostruire con il placet di Leo Sutera, indicato come nuovo capomafia della provincia, arrestato in quel blitz. E così i mandamenti mafiosi in provincia di Agrigento sono 7, e quanto emerge dalla relazione della DIA sul fenomeno mafioso in provincia di Agrigento, emerge che a guidare la consorteria mafiosa c'è la famiglia di Giardina Gallotti. Cosa Nostra Agrigentina sarebbe articolata in questo modo: 3 mandamenti mafiosi nell'area occidentale di Burgio, Ciangiana, Santa Margherita Belice, e ancora 3 nell'area orientale: Giardina Gallotti, Agrigento, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata o Canicattì. Un mandamento nell'area settentrionale, Bivona, stante lo stato di carcerazione dei componenti della famiglia Fragapane di Santa Elisabetta, già sede di mandamento di provincia mafiosa. La mafia agrigentina, si legge, ha dimostrato nel tempo un'elevata capacità di interazione con gli elementi rilevanti del territorio, infiltrandosi nelle compagini sociali, mirando all'ingerenza nel servizio produttivo e in quello politico-amministrativo. Uscita vincente dal conflitto con le organizzazioni stigiare, Cosa Nostra attualmente si presenta nei suoi profili essenziali come un'organizzazione unitaria e verticistica, fortemente radicata sul territorio, professionalizzata e in grado di aggredire nuovi settori del mercato. Gli assetti delle locali consorterie, secondo quanto emerge dalle attività investigative, vivebbero un'avanzata fase di ristrutturazione ed assestamento, verosimilmente condizionata dalla previsione delle prossime scarcerazioni di soggetti che in passato hanno avuto ruoli importanti nell'organizzazione. Sui nuovi equilibri, inoltre, potrebbe influire la forte presenza di figure già appartenenti ai sodalizi tradizionali, non esclusi quelli stigiari, i rapporti con la provincia trapanese e la rete di interessi e risorse gravitati attorno al latitante Matteo Messina Denaro. Le estorsioni costituiscono la principale forma di intervento con cui i sodalizi agrigentini esercitano la pressione sul territorio, ma un ruolo abbastanza rilevante è rivestito dalla criminalità straniera, in particolare di origine rumena, tunisina, marocchina, egiziana e di altri paesi del Nord Africa. Il fenomeno è favorito dalla posizione geografica della Sicilia e soprattutto di Lampedusa, avamposto privilegiato per l'approdo dei clandestini diretti in Italia e in Europa, e gli enormi profitti che ne derivano inducono sempre più le consorterie criminali nordafricane a organizzare e gestire flussi di migranti e i provenienti da quelle aree.